Bella raga, ciao a tutti, il Comendone veneziano, vai con il Superlega Comendiana. Siamo contro l'Inghilterra, abbiamo 4 punti in classifica per il momento, frutto della vittoria con la Danimarca e il pareggio con l'Uruguay. Allora, qua io preferisco mettermi questa maglia perché voglio mettere all'Inghilterra la maglia di Euro 96, la seconda, una delle più belle in assoluto. Schema di gioco, vediamo come stanno i nostri ragazzi, molto di merda direi. Allora, abbiamo Cecco Totti. Sta meglio, in caso Rivera ce lo piazziamo, no però facciamo così, ecco. Poi abbiamo Baresi e Nesta che però, allora Roby, Baggio, Gattusino, abbiamo Demetrio, Dino Baggio, niente da fare. E... bella domanda. Mettiamo Fabietto Cannavaro e il resto lasciamo così, anche se c'è Scirea messo bene, però teniamo così. Ok, ragazzi, andiamo. A per la divisione non capisco niente, con questa mettiamo la bianca. Ok. Siamo contro l'Inghilterra di David Beckham. Tra gli altri, insomma, comunque, rosa, di tutto rispetto, quella è la compagine inglese. Gerard, Lampard, tanta roba. Siamo all'Olimpico però. Guardate Baresi e Beckham, guardateli. Eccoci qua ragazzi. Tensione incredibile, partita da vincere raga, partita da vincere. Paolone. Vai Gianni. Gianni prova il miracolo, non ce la fa. Stevie G recupera. Dai raga, sveglia. Voglio subito la prestazione della vita. Rio Ferdinand, Paul Gascogne. Vai Andrea. Andrea per Gianni. Assist decisivo con l'Uruguay, ma qua sbaglia clamorosamente Gascogne. Attenzione a Gazza, recupera bene ma c'è Sheringham. Gigione c'è. Il Mancio vede Paolone d'Oro Maldini. Mamma mia, brutto errore. Bravo Pirlo, ancora Pirlo che recupera, Bobaldo, Bobo Vieri lo sbaglio, perché Bobaldo ragazzi è la copia dell'Inter, Ronaldo e Vieri, ribattezzata Bobaldo. L'Inghilterra gioca in difesa comunque, vedendo le strategie. Attenzione Beckham, l'uomo dei capelli perfetti, cross sbagliato per fortuna, stranissimo. Mancini sbaglia, la recupera e calcio d'angolo per gli inglesi. Sarà dura questa Superlega ragazzi, è molto combattuta a mio parere perché tutte si toglieranno punti. Beckham assist perfetto, ma recupera Baresone. Mamma mia, Beckham ancora. Bel recupero di Andreone, Baresi stacca. Gattusino. Bobo, vai Cecco. Totti, mamma mia Francesco, un missile terrare di Francesco, peccato. Andrea, vai un bel cross. Stacca qualcuno. No, Gattuso no. Grazie. Attenzione, peccato Vieri. Veneziano proprio è fuori forma. Noi vogliamo fargli vincere la scarpa d'oro, ma c'è gente che sta meglio di lui. Con i campioni che abbiamo non possono rimanere in panca. Zambrottino. Gattusino. Gianni, vai Gianni. Per Mancini, vai Rob. Paolone la mette in mezzo, no, proprio una cosa più geniale. Calcio d'angolo, va bene. 29esimo, Pirlo prova il cross. Stacca qualcuno, invece no, Gattuso non la recupera, c'è Sheringham. Bravo, ancora Paolone d'Oro Maldini.
per il Mancio. E il Mancio la perde, ma la recupera di cuore. Mancini. Totti. Gattuso. Niente, errori su errori. Con la squadra che abbiamo dobbiamo fare meno errori però, Si soffre ragazzi, si soffre. Non riusciamo a sbloccare il risultato all'Olimpico. Charlton, si è visto pochissimo. Rose per Charlton. Attenzione a Bobby. Roba nostra. Sicuramente il nostro punto forte è comunque la difesa. Ma dov'è il fallo? Ma come cazzo puoi fischiarmi il fallo? Dai, vabbè. Cupolotto inglese. Cupolotto inglese. Beckham da qua non può segnare, dai. Vai Cecco, Cecco la recupera. Ma sbaglia lo stop. Mamma mia, primo tempo orrendo dell'Italia. Proprio brutta la partita in realtà. Baresi. Qua Sheringham ha fregato, ma per fortuna la palla va alta. Gigi, mamma mia, brutta bestemmia, scusami Buffon. Cannavaro. Gattuso. Finisce il primo tempo, Italia 0, Inghilterra 0. Partita difficilissima. Bloccata a centrocampo. Mi ha deluso Bobo Vieri. Mettiamo Riva. E Baggio per Rivera. Anche Rivera non ha fatto una gran partita. Dai ragazzi, su. L'Inghilterra ha alzato un po' il baricentro, noi siamo in avanti ma non riusciamo a sfondare. Gascogne. Cannavaro lascia scorrere, va bene, va bene. Esce Sheringham, entra l'uragano cane. Entra l'uragano Kane. Stavo di vedere Michaelino Owen. Bravissimo, mamma mia. Franco, Kaiser, Franz, Baresi, signori. Paolo Maldini. Maldini la lancia. Bello. Baresi la dà molto bene, invece no, Riva non ci arriva. Dai che sbagliano. Non riusciamo a sfondare. La difesa comunque granitica. Mancini. Riva bellissimo per Paolone. Vai Paolone, la mette in mezzo. Ma Totti, diciamo, più trequartista ovviamente. Di testa non è proprio il suo. Baggio. Non può Baggio per sbagliare un passaggio così da solo, dai. Ci vorrebbero le 5 sostituzioni. Proviamo Veneziano. Dobbiamo capire chi gioca meglio, che non è facile. Veneziano. La dà Gattusino. Prova il cross Gattusino per il nulla cosmico. Recupera Roby. Per il Mancio. Mancini la dà sbagliata. Mancio. Maldini deve buttarlo giù. Speriamo che non sia rosso. Yellow card per Paolone d'Oro. Ammonito Paolone. Entra Veneziano. Leggenda. Veneziano. Subito la sbaglia. Charlton. Roba nostra. Cos'è? No, vabbè, ma non puoi dar sto fallo. Mamma mia, il cupolotto obeso. Questa è brutta di David. Beckham punisce. Mamma mia.
Gol mostruoso di Beckham. Un'esecuzione perfetta, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Beckham con questa rete Mamma mia che gol. per questa stagione. Grande gol di Beckham. 1-0. Moso cazzi. 1-0 a che fa? Su una punizione inesistente Sono poi. avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Gelato l'Olimpico, Paolo. Baggio. La butta via e fa respirare la difesa. Pirlo Niente. riesce ad intercettare. Un po' di giocatori non riusciamo a sfondare. Molto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase. Siamo tutti in avanti, 74esimo. Beffa atrocissima. Attenzione Charlton. Ottimo intervento. Cannavaro recupera, ma ancora fortunati gli inglesi. Anticipare l'avversario. Baggio. Roby. Dai Roby, involati Roby. Involati Roby. Veneziano. Serve la classe di Veneziano anche. Baggio ancora, madonna, Baggio proprio non mi sta piacendo minimamente. Fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. David la dà all'Uragano. Prova ad andare via con eleganza. 82esimo, ci vuole un altro miracolo stile Uruguay. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Paolo, incornata della vita di Paolo, l'incornata della vita di Paolo, bravissimo Paolo, Vierba, Riva, ma no, ma Baggio è una roba inguardabile per oggi. Non possono Boh. restare nella loro metà campo. Se Baggio gioca così non lo metto più, mamma mia Roby, un po' di giocatore. Decide di spedirla dall'altro lato. 86esimo. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Si spinge davanti. Non ci arriva, attenzione, Tripper. Baresi. Grande Francuzzo, Mancini. 89esimo, è finita ormai. Occasione. A me non mi fischia niente, però dai, vabbè. Va bene. Su una punizione inesistente, ragazzi. Perde la testa anche Riva. Sconfitta immeritata, ma arrivata. No. Un'invenzione di Davide. Regala vittoria agli inglesi. L'arbitro dice che può bastare e questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista. Guarda come festeggia Bex. I loro avversari hanno riordinato le idee Va dell'incontro bene. e hanno poi trovato lo spunto vincente. Vabbè, un episodio ci ha condannato, però non abbiamo giocato benissimo, La Germania a 7 punti, siamo qua tutti là, già nessuna squadra è più a punteggio pieno, non è sono talmente forti le squadre che hanno possibilità assolutamente di recuperare. E siamo contro il Portogallo di Eusebio, Cristiano Ronaldo, altre leggende che vedo, Super Deco, Vitor Bahia e Jorge Andrade. Ok. Possiamo andare tutte e due con le leggende, con le varie storiche. Allora, qua sono tutti in forma. Demetrio, assolutamente per Mancini che mi ha deluso. Rivera, ciao. Proviamo Del Pierone. Qua Dino Baggio per Gattuso. E mettiamo Gattuso di qua piuttosto. Cannavaro ancora per Nesta. Pippo Inzaghi per Vieri, vai. Delusione atroce Roby Baggio, mamma mia. Partita da 3 in pagella. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono Portogallo-Italia all'Estadio Sport di Lisboa e Benfica. pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti Si va ragazzi, i tifosi non si sono fatti intimorire Portogallo-Italia. sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Ragazzi, la prima sconfitta su un episodio. L'atmosfera che si respira in questo stadio Albertini, è semplicemente Demetrio. fantastica. L'arbitro ha già dato via correre. Bravissimo, Baresi è veramente
qualcosa di illegale. Veneziano, vede Del Piero, Del Piero, prova di sinistro, Del Piero! E subito Pinturicchio si fa vedere. Grande Pinturicchio. Beh, Gattuso per Veneziano. Veneziano, attenzione, Del Piero ancora, Del Piero sta facendo vedere molto bene. Alex, di sinistra non è proprio il suo piede, ma ci siamo. Portogallo soffre. Paolone contro Luis Figo, altra leggenda ovviamente. Rui Costa, no, Eusebio. Mamma mia. Buffon. Ma Rui Costa dov'è? In panca? Rui Costa in panchina, ragazzi. Cioè, Rui Costa in panca anche no, sinceramente. Ma è un miracolo se Eusebio comunque. Brutto fallo di Del Piero. Che sono tutte forti queste. Attenzione, Deco, super Deco. E super Deco punisce. Mamma mia, ragazzi. Maledette punizioni. Secondo gol subito su punizione. Tutta la gente che ha sopra il 92 di punizione. Cioè, mamma mia. Dobbiamo svegliarci però, Super Deco punisce. Si porta in vantaggio 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Maldini. Albertinone. Mi ricordo il grande Bulgarelli. Albertini, Del Piero vede Veneziano, non può sbagliare il talentissimo. Boom boom. E Veneziano esulta la Cristiano Ronaldo in faccia. 1-1 subito. Albertini. Inzaghi la dà Del Piero, assist geniale. E Veneziano sono i suoi gol, pane quotidiano. Gol del Cume. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Subito pareggio con il talentissimo. Attenzione Ronaldo, lunga. C'è Buffon. No, ste cagate però. Baresi ancora, Franco Show, signori. Mamma mia, la difesa comunque fortissima, solo su punizione subiamo gol. Ancora, grandissima Italia. Dai di cuore Pippo, prova a cambiare gioco, ma non è proprio sua arma migliore Paolo. Grande Paolo per Del Piero, autore di un assist veramente geniale. Ruben Dias. Dai, sveglia però Baresi. Francuzzo la dà a Gattuso. Madonna che assist il Kobe! Assist micidiale di Gattuso, mamma mia. No, scusate, Del Piero ancora. Ci sembra impossibile. Del Piero si vuole guadagnare veramente la titolarità, Stiamo giocando bene adesso, attenzione, qua il Portogallo sembra in grossissima difficoltà. E Inzaghi di cuore, Pippo mio. Mamma mia Pippo. Stiamo dominando adesso. Ronaldo qua fa un bel numero. Eusebio Ronaldo mi fa un po' paura, Gattuso ha provato una cosa non nelle sue corde, Gatto no.
Eusebio, la pantera nera del Mozambico. Se la cava anche con un pizzico di fortuna. Un intervento Pippo, fondamentale. Pippo veneziano. In inferiorità numerica, doveva rischiare il Del punto di Piero, sconto. Del Piero sta giocando benissimo. Grande Alex, 1-1, ma grande Italia che recupera al gol di Super Deco. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre magari un po' più sul punteggio di uno, però molto aperto. Speriamo ci regali anche l'emozione. È un minuto Cosa esemplare. possiamo fare? Partita con continui capovolgimenti di fronte e tante emozioni. Togliamo Pippo Se ne e sta giocando mettiamo probabilmente Bobaldo. solo la metà delle occasioni Attacco offerte in pesante gioco e gli adesso. spettatori non resteranno delusi. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Vieri, Del Piero. Si ricomincia. Veneziano un po' lento. Calcio di punizione per Ma il come Bologna. puoi... Ma, cioè, veramente mi fischiano qualsiasi cosa però, Il portiere la spedisce su. Baresone. Veneziano la prende alla grande Bobo. Può Attacco un po' lento assolutamente adesso essere una Vieri. sconfitta di misura rimediata nel turno precedente. Tocco prudente al portiere. Vitor la tira su. Gattuso di testa non la prende, ma c'è ancora lui. Franco Baresi per Bobo. Gattuso. Vieri, Vieri purtroppo è lentino, Savona. Gattuso. Veneziano. Ah, Veneziano! Mamma mia, Vieri Veneziano, però che scambio! Incredibile, se si sveglia il Cume so cazzi per voi. Vieri la recupera qua di gran carriera e poi la passa da gran pippone. Deco. Super Deco. Cristiano Ronaldo. Tocco preciso. Oh, ancora Paolo. Madonna, la difesa comunque è meravigliosa. Ramos. Mamma mia che sofferenza, il Portogallo prova a uscire, ma Veneziano recupera no. Riceve la palla. Eusebio. Occasione da rete. Mamma mia che rischio. Fallo, finalmente me ne fischia uno. Allora. Esce il Piero che è stanco, entra Giannino Rivera. E l'ultimo cambio al posto di Veneziano, Riva. Ma no, ma. No, voglio Totti che almeno mi dà un po' più La partita riprenderà dopo le di modifiche velocità, offensive già tra virgolette. Non è annunciate. velocissimo neanche lui, però Si sta facciamo una tranquillamente cosa. meglio dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Ok. Buffon la tira su, vai Gigi. Per Cecco. Di testa, sappiamo che non è proprio la giocata di Totti. Figo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Se ne va. Siamo al 65esimo, Totti la recupera, non mi dà mai il fallo, non me lo danno mai. Cristiano Attenzione a Ronaldo. Ronaldo, mamma mia. E il Cri. Anche stavolta niente di fatto incredibile. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi la Tutti in qualità avanti, c'è. Entra Bosingua signori. Gioca una palla lunga. Prova a tirare. Palla di Mamma mia, profondità. Gigi si salva ancora. E finisce tranquillamente la Sta partita. rientrando il Portogallo, sta rientrando. Partita difficile come tutte. Cross verso il centro. Palla in corso d'opera. Totti non ci arriva. Bruno Fernandes. Deco. Fuori Gioca gioco! in conclusione. Mamma mia. Poteva essere un errore davvero molto simile al precedente. Salva il culo Buffon. Vieri, prova il contropiede l'Italia. Rivera, bellissimo. Per Del Piero. Paolo. Totti sbaglia, niente da fare. Opportunità di ripartire. Siamo Addirittura troppo avanti però. sulla fascia. È libero. Palla al centro. Attenzione Ronaldo. Ha fatto Fuori di un bene soffio. l'occasione da gol. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente Entra troveremo le Pereira. soluzioni. Dai Babbo di testa è tua. Beh, però almeno di testa Bobaldo. Deco.
Dai Dino, dai Dino. Bravissimo Dino. Dino, vede Bobo. Incredibile. Bobo, di destro, vieni fuori. Quanto è dura, ragazzi, quanto è dura. Dai il pressing. Vai che hanno paura, 82esimo. Bobo, mamma mia, da fare qualcosa di meglio, Bobaldo. Aia, questa è bruttissima. Non è mai fallo, bravissimo. Cannavaro! Grandissimi. Vai a Albertini. Vai, vieni, vieni, non ci arriva, vieni. Vieni col fisico, Paolo. Niente. Paolo ancora. Totti. Mamma mia, Cecco, me la stava regalando, Cecco. Me la stava regalando, Cecco. 88esimo. Ancora Canna. Niente. No, no l'atroce. No l'atroce, no. Incredibile Eusebio. Altra sconfitta incredibile. Non meritiamo di perderla, ma la perdiamo, Totti. Totti. Mamma mia, sconfitta pesantissima all'ultimo secondo. Incredibile, incredibile. Adesso la classifica si fa bruttina, siamo a 4 punti contro i 10 della Germania. Moso cazzi. Moso cazzi. Ecco, abbiamo una squadra che dobbiamo assolutamente battere. Adesso la Colombia tra le squadre forse quella meno forte. Con Valderrama. Pippo Inzaghi. Totti. Posto di Mancini. Ma possiamo tenerla anche così. Questa bisogna vincere assolutamente però ragazzi, perché 2 sconfitte inaspettate sinceramente, una va per l'ultimo secondo, Eusebio ci ha punito in maniera schifosa proprio. Andiamo subito, non voglio perdere tempo. Italia-Colombia, la Colombia ha buoni giocatori ma non è certo come noi. Queste sono le partite da vincere raga, e non mi dà il fallo, e non mi dà il fallo subito. Bellissima la maglia della Colombia di USA 94. Se la Colombia si permette di fare questo. Dai però. Striscioni per l'Italia, forza ragazzi. Questa super lega. Totti per Zambro. Totti per Zambro. Zambro. Pippo! Non ci credo. Subito Italia però. Pippo ancora. Rivera. Rivera! Gianni Rivera. 1-0 Italia. Partiti a bomba. Inzaghi, rimpalli, Rivera nello stretto. Gol di Gianni. 1-0 Italia. Grandissimo Gianni. Ecco, sti errori non li capisco. Vada, i mongolotti. Mamma mia Muriel. Qua un giocatore che possiamo creare è Faustino Asprilla, secondo me. Se non lo non mi ricordo, non mi sembra di averlo Asprilla. Cordova, Valderrama. Zapata.
James Rodriguez. Ottima, ottima Italia. Che vede Cecco. Cecco. Pippo. Suo il gol del pareggio nel secondo tempo dello scorso match. Provano a ripartire da dietro. 21esimo. Gol a referto. Fino ad ora La Colombia gioca ancora in difesa comunque, eh? di 1-0. I Cafeteros. L'Italia vuole assolutamente rifarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nel turno precedente. Ottimo. Niente, ancora Valderrama. Qui prende chiaramente Fallo di l'avversario. Gattuso. Finisce subito. Ammonito Gennaro Ivan. E sembra che sia uscito in campo anche l'ultimo contrasto. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Nostra, dai. Valderrama. La Colombia prova a fare il gioco adesso. Ma c'è Paolino, graffio dell'anima. C'è cuore di drago, Maldini. Effettua un passaggio. Graffio dell'anima e Gattuso. Pippo. Alta tensione, Inzaghi, dai Inzaghi. Ecco che parte il cross. Bello. Vabbè, non possiamo chiedere a Inzaghi di fare i cross. Totti, neanche Totti e Baggio non mi stanno convincendo per niente. Del Piero che l'ha fatto meglio. Se nel tempo lo mettiamo subito, Alex. Pirlo. Sanchez. Pippo dà fastidio. Pippo comunque dà fastidio. Giocatore che Il serve. risultato è 1-0 e forse poteva essere anche più ampio perché la squadra in svantaggio ha raramente visto la porta avversaria. Il ritmo di gioco è forse un po' calato. Attenzione. Tornano i mezzi spogliatoi. Attenzione alla Colombia. No al primo tiro, grazie. Può crossare. James Rodriguez. Arias. Ha spazio per affondare. Calcio d'angolo. Ammonito anche Rivera. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale la munizione. Bravo Buffon. Possesso palla largamente a favore dei colombiani, purtroppo. Cross in mezzo. Grande, dai, vai Pirlo, dai. Niente. Recupera Gattuso. Pippo. Inzaghi. Ancora Gattuso per Pippo. Pippo in attacco micidiale. Pippo mio! Mamma Inzaghi, che giocatore, signori. Super. Pippo Inzaghi. Assist bellissimo di Gennaro. E Inzaghi non c'è niente da fare. In area non sbaglia mai. 2-0. Sentenza pippiana. 2-0, Rivera e Inzaghi decidono la partita per il momento. Tra poco faccio i cambi. Bisogna avere pazienza, ragazzi. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Dobbiamo cominciare a vincere anche con le big, le super big, perché sennò. Nel secondo tempo. Ecco Zapata. Molto bene. Scodella in Pippo. Totti. Totti prova a fare un cambio gioco per il nulla. Sicuri in fase di palleggio. Zapata. Zapata in curva. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è Ma grande Pippo, mamma mia Pippo, secondo gol in questa super lega. Quadrado. Una buona palla. Attenzione. Spazio per il Brutto Valderrama, gol. reparto. Accorcia le distanze la Colombia con Valderrama. Hanno cambiato passo. Brutta dormita qua. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Esce Totti, entra Del Piero. Esce Rivera, entra Veneziano.
Togliamo Gattuso, no. E mettiamo Albertini. Mancini, mai visto Mancini, altra delusione per il momento. Vai, Andrea. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Mancini, Del Piero. Del Piero prova il tiro. Giro Del Piero, mamma mia. Mamma Alex. Niente, Alex quando entra però fa merdone, Più teniamo, non possiamo non vincere sta partita da 2-0, ragazzi. Bravissimo Paolo. Mancini. Veneziano. Guarda Del Piero. La sbaglia, Veneziano la recupera. Il Mancio. Pippo. Rigò, niente da fare. Ci teniamo duro, bravissimo. Pirlo. Alex. Mancini, bella per Pippo. Ah, fallo, va bene. Ottimo il fraseggio. Scatta verso il pallone. Quadrado. Brutto. Madonna. Non capisco sta sofferenza in questi minuti. Entra Radamel Falcao, ragazzi. Ci ricorda belle cose con una serie che abbiamo fatto strepitosa con il Monaco. Mi diventa un figo. Grande Pirlo. Veneziano. Ottimo Del Piero Veneziano. Veneziano, fallo non fischiato, ennesimo, grazie. Proprio così. Rimessa per i Cafeteros, 73esimo. Attenzione Albe, vai Albe. Albertini ancora per Pippo. Pippo. Grande Pippo, ragazzi, Pippo finora è lui il titolare, Mamma Pippo come gioca, mamma come gioca Pippo. Pirlo. Mamma mia, per poco. Grande Nesta a te. Ottimo Paolo. Paolo. Pippo. Mancini del Maldini. Maldini la butta su Veneziano. Grande Italia, ma siamo in sofferenza. Pippo è finito. (82esimo). Attenzione. Quadrado. Roba nostra. Grande Paolo. No, non può essere. Cosa ha preso Nesta? Silenzio. Ai. Ragazzi, Buffon ci ha salvato il culo 15 volte. Troppa sofferenza però. No, punizione, oddio. Mamma mia, Inzaghi si incazza con Quadrado. No, vi prego, ancora no, però. Mamma mia, meno male. Fischia. Andiamo a casa. E Maldini la prende. Paolone, solo contro tutti Paolo. Costi di Paolo, no. È finita però. Taffa. Sofferenza atroce, sofferenza atrocissima, mamma mia. Veneziano la spazza, non è vero? Fischia, oh, è finita!
Ma va bene, non ho parole. E si va a vincere. Mamma mia, che sofferenza. La vinciamo, ma con Leone e Conetti ne facciamo anche un'altra. Ora voglio giocare. E tu cosa ne pensi? Mamma mia. L'intuizione è stato decisivo. Non si può soffrire così, però, eh. Ok, la Germania ragazzi sta facendo veramente bene, 7 punti, siamo tutti là ovviamente, ma la Germania ragazzi in questo momento è la regina. Brasile-Italia signori, la grande classica del calcio mondiale. E contro i favoriti che avranno solo 2 punti più di noi, anche il Brasile è in difficoltà. Gattuso, mettiamo Dino Baggio, il grande Dino. Pippo lo metto, Pippo si mette, Ferrara per Nesta, qua possiamo mettere, c'è Totti ancora in fuori, io non capisco perché Totto, mettiamo Del Piero però, vai. Italia-Brasile ragazzi, siamo contro la squadra forse come rosa più forte dell'intera competizione. Sarebbe importante vincere per il morale e per dimostrare che ci siamo anche noi. Un caro benvenuto a tutti amici che ci seguite Mamma in mia, diretta. al Maracanã Poca ragazzi. certezza nell'aria riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato riscaldito. Mamma mia se è dura, Italia-Brasile, anzi Brasile-Italia. Adesso a vederlo non promettono nulla di buono. Comunque sia che piova o Inizia il big abbastanza, match, siamo certi che la l'atmosfera super sarà classica del calcio elettrica, mondiale. viva ed allegra. Che spettacolo incredibile, un oceano giallo, verde e blu a rispecchiare i colori della bandiera brasiliana. La Maicon, partita è già cominciata. mamma mia ragazzi, Emerson, Ora secondo te quale sarà qualsiasi la giocatore è un mossa più fenomeno, decisiva? Pelé, mamma mia, Perfetto. Buffon c'è, Sembrava aver sorpreso il portiere, ma poi ha risposto con intelligenza. Mancini, Pippo, Filippo Inzaghi. Rivera, mamma mia come gioca però, oh Pippo ragazzi, Mancini, Mancini vede Paolo, sarebbe meraviglioso vincere la Maracanã, sarebbe sublime, Mancini, Pippo, Tocco di testa. Pippo Inzaghi, ancora Pippo, ancora Pippo, Ottimo controllo Pippo esterno. mio. Questo colpo di testa gli ha fatto Mamma mia, sopravvivere. Inzaghi, signori, Maldini fa un cross. No, o Mancini o Maldini, scusate. Mancini. Ma Pippo, Filippo Inzaghi ma sbaglia, Pippo. ma ha portato a casa la terza rete di stagione. Pippo sta diventando Giocatore sempre l'inamovibile, pronto, signori, eh. adesso avranno più spazi. Calma che manca una vita. Il Brasile sta Emerson, tenendo alte entrambi i terzini. Probabilmente Ricardino. perché le spinte sulle fasce. Fallo netto, Va bene. nessuna esitazione da parte del direttore di gara. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Socrates, Esercita attenzione Pelé. d'ora in avanti. Recupera l'Italia, ancora Socrates. L'arbitro lo tiene d'occhio. Dunga. Bella Pelé, parata incazzato il difensiva. Brasile. Mamma mia, meno male che c'è Gigi. Meno male che c'è Gigi. Lunghissima. Ammonito di Nobaggio. Davvero fantastica. Che Dunga, ritmo. dunga, 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 dunga. Carlos. Cacà. Cacà! Mentiro cerca di decidere il gol. Il Brasile sta Mamma mia, meno giocando, male. sta diventando più forte gli avversari. Ciro Ferrara. Cambia gioco. No, regalissimo di Ferrara. No, Ciro no. Pelé, Pelé, Pelé. Conclusione. Punisce così il Brasile su regalo nostro. Il Brasile ha ribaltato la situazione. Gol di Pelé. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la Proprio tranquillità. errore gratuito, regalato proprio in maniera inaccettabile. Di Vabbè. nuovo in parità. Rivera. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il Ah, gol. che brutta cosa sto gol. Marquinhos. Scodella in Dopo il avanti. bellissimo gol di Pippo. Ricky Si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa per recupera. aver Ferrara non vede più il campo, dopo sto non ha errore. ancora la fiducia della società. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso
Buono, vai Del Piero. Alex, mamma mia. perché il modo in cui ha messo in campo Il Brasile è forte, ragazzi. è davvero una Ronaldo, il fenomeno, il fenomeno, il fenomeno! Oh, mamma mia! Fiori di San Gigi, comunque. il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. San Gigione. Mancini. Rivera, bellissimo, Gianni. Pippo. Pippo, non sono i passaggi il suo forte. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ronaldo, Ronaldo. La palla filtrante. E Baresi. Ma non è fallo! Ma stiamo scherzando? Me le fischiano tutte. Attenzione, Corlos. Ecco un'opportunità per Ronaldo. Roberto Larcos, mamma mia. Emerson. Grande occasione. Attenzione, si cerca è un grande riflesso. Grazie Buffon. Ed ancora fallo. Ancora fallo. Che schifo. E qua Carlos. Prova direttamente. Meno male. Ecco il tiro. Salva la sua Ancora errore. Dai, Fioi, sveglia Pirlo. Attenzione ancora per Pippo. Si sbarca sempre perfettamente Pippo. Stavolta Ederson la para. Roberto Larcos, perché è Larcos lui. Kaká. Cacà. Dopo un gol regalato. Bravo Gigi. Esempio perfetto di marcatura che hanno impedito di andarsene via palla al piede. Pirlo. Ferrara, autore dell'errore. Attenzione Alex. Alex. Alex per Rivera. Rivera. Era difficile. Marquinhos. Recupera un pallone. Mamma mia. Però stiamo giocando bene. Abbiamo perso punti con l'Inghilterra e col Portogallo. Sono quelli i punti che pesano. Rivera. Zambrottino. Del Piero. Del Piero. Prova la conclusione. Fermato sul più bello. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano, ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Finisce il primo tempo. 1-1. Pippo per noi. Pelé per il Brasil. Esce Del Piero. Entra Veneziano. Ed entra Totti per Rivera. Vai. Deve svegliarsi Cecco però, Veneziano. Veneziano, sarebbe bello se era al Maracanã. Veneziano di sinistro. Che salvataggio da parte del portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere Totti. non sarebbe mai Bella questa di Totti per Pippo. Fabio. Qua Pippo. Maicon. Andrea ancora, Inzaghi. Inzaghi per Totti. Totti. Se la allunga Totti, non la passa Veneziano. C'è la palla lunga in avanti. Roberto Carlos la sbaglia, sta giocando per il momento benissimo Carlos. L'Italia ha vinto la scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato un match equilibrato. Pelé. Madonna. Conclusione sul fondo. Gran numero di Pelé. Ferrara. Dino Baggio. Zambrottino. Non era per lui, era... Deve essere eccessivamente. Certo, da qua su è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però sì. Però il possesso du Brasile è di un certo livello. Gioca sulla destra. Vai ragazzi, vai. Buono. Vai Cecco, bravo Cecco. Totto, vai Totti. Totti, bellissimo Totti per come... No, non è vero, non è vero, non è vero. Azione sublime di Totti e Veneziano. Segna il Maracanã.
Pippo. La difesa non può permettersi. Totti si inventa un capolavoro e Veneziano col piede debole la incrocia ed è gol. 2-1. E silenzio, e silenzio. Adesso la gara si fa interessante. Esce Dino Baggio ed entra Davvero Albertini. l'arma in più di questa squadra. Grande Cume, secondo gol. Totti si è svegliato, ragazzi. Assist geniale. Kaká. Occhio. Sarebbe un delitto sprecare questo vantaggio. Mamma mia, che Italia al Maracanã, signori. Pippo. In questo momento devono prendere dei rischi. Pippo, e li fanno. Totti, Totti, Totti. Un po' troppa fretta qua. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo Buono. su questa Dino. cosa. Veneziano fa un numero d'alta scuola e la dà a Totti. Veneziano ed è gol! Doppietta del fenomeno Ardit Marco Comendone su assist di Francesco, che qua secondo assist micidiale. Beh, qua Veneziano fa numeraccio 1-2, tac, Caratteristiche. e il Cume Poteva la farlo mette. molto meglio. Mamma mia, il Maracanã, incredibile il Maracanã, 1-3 signori. Può verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. 1-3 al Maracanã. Questa sostituzione per il bene suo e della squadra. E ora ci sono 2 gol a dividere le squadre. Bravissimo Zambrottino. Italia sontuosa adesso. Italia sontuosa. Altri gol di squadre stanno giocando. Pippo. Pippo. Madonna. Finora Inzaghi, Totti e Veneziano la miglior coppia però. C'è il miglior trio. Attenzione al lancio lungo. Vuole il lancio filtrante. Ha spazio sulla fascia. L'allenatore stava dando istruzioni Entra Romario. è il momento di alterare la formazione. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Marquinhos Questa è una vittoria pesante come un film di Fassbinder. prova il cambio di gioco. Ecco che provano dall'altra parte. Grande Italia. Italia veramente monumentale quest'oggi. Totti. Totti qua è fallo. Ma manco male. Grande Totti, partita maiuscola oggi del Pupone. La difesa non sale, Fabio, visto? Non puntano sul fuorigioco. Totti ancora per Veneziano, vuole la triplotta e arriva sul terzo assist di Totti. Non è vero, non è vero. 4-1 al Maracanã. Boom! Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessun Mamma mia, che Italia. Totti di prima, Veneziano senza colpo ferir. Fa una tripletta mostruosa. La sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Si riparte con una Mamma mia, il vero fenomeno. Né Pelé e né Ronaldo, ma Veneziano. fascia. Cerca lo spunto. Che prestazione, signori. Vediamo se può capire. Contro i favoriti. Il portiere dice di no. 3 assist di Francesco Totti, 3 gol di Veneziano. Attenzione, Albertini ancora. Totti, Totti, Il quarto uomo alza la Veneziano. e indica Bel assist. 3 minuti. Ha paura il Brasile, è terrorizzato dall'Italia, signori. Che bello. Pirlo, la mette in mezzo. Incornata di qualcuno. Pippo. No, cumulativo maledetto. Pallone lungo. Finisce qua il Brasile 1, Italia 4. Veneziano si porta a casa il pallone, bellissima questa immagine. Bellissima, e la bacia. Opinioni sulla gara. Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare. Meraviglioso, meravigliao, Qualità meravigliao, di questo gioco meravigliao. offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Buono. Vediamo la classifica, la Germania pareggia, l'Italia a 10 punti, siamo a meno 4 dalla vetta. La Danimarca che abbiamo vinto comunque seconda, ragazzi, il Brasile in crisi nera 9. Ci siamo anche noi, ragazzi, ci siamo tutti. Andiamo a vedere classifica assist e classifica gol. Allora, siamo contro la Norvegia. Allora,
La classifica assist vede al comando Totto, Francesco Totto con 4 assist insieme a Tony Cross 4, molto molto bene. Shevchenko ancora non è presente da nessuna parte, no, che bello. Vediamo nei gol, classifica goals, vediamo Veneziano, vabbè ciao, sto godendo con Klose, Eriken, Nordal, Sheranton, ce ne sono tanti, qua è pieno di campioni ragazzi. E manca l'appello ancora Andriy Shevchenko, incredibile. Raga, sotto il comando veneziano, ci siamo, ciao!